Eccoci qua a parlare Here we go adesso. again, talking about the possible finishes of Pietra LEVIGATA, thus Segui into Istinto. The product, as we said many times, is absolutely natural and totally breathable. We divided the wall into 4 parts. We leave this one in its natural colour to see the differences. For this one, we use Savon d'Eau with its magnificent scent of Marseille soap. Pablo, let's see. Marsiglia. Paolo, poca roba, quello che il prodotto ti chiama e che ti assorbe. Vediamo. Qui vediamo. The soap is absorbed. The wall gets wet and slowly it will dry out and it will become again fully invisible, but with a different absorption. Totalmente invisibile, ma con una diversa prestazione, quindi un diverso assorbimento. Le macchie stanno... The spots are disappearing. Now it's time to start polishing with a cloth. Con un panno di lucidare e vi facciamo vedere come. Ecco, un'alternativa al sapone. Here's an alternative to soap, Cera del Vecchio, which is always natural. However, due to its wax content, it increases its water repellency power, and it's always breathable and always applied with a sponge. Maggiore idrorepellenza, sempre traspirabile e sempre applicata con una spugna. Quando asciutta la When the parete, wall is dry, we smooth it once again with a cloth, and we see the wall becomes a bit more polished and definitely more water repellent. e vediamo il muro diventare leggermente più lucido, ma sicuramente più idrorepellente. Facciamo un ripasso. Let's take a look again. Here we have the Pietra LEVIGATA in natural form. Here we use Savon, and here Cera. They're all natural and breathable protections. It may be necessary to give further protection, to use Vetro, which is a resin. In this case, we'll apply a first coat, diluted to 80% as preparation. Here, in this case, we can use plenty of it because the product is very diluted and it will be fully absorbed, creating a barrier, and, once dry, it will be completely invisible. Quindi, cosa faremo in questo caso? Daremo una prima mano assolutamente necessaria, diluita all'80% come preparazione. So this is already a solution because it no longer absorbs, but we'll apply a second coat of pure Vetro with the sponge. We can see that Vetro is no longer absorbed and it will give full protection to Pietra LEVIGATA. Now everything is dry, the various finishes entail certain differences. Diamo una mano di vetro puro con la spugna. Adesso sono tutti asciutti. In aesthetic terms, it tends to get a bit darker, but what we're interested in are the different water-resistant features. Let's take a look. Anche estetica. Tende a scurire e, se vogliamo, un po' ad arricchirsi il prodotto con le diverse finiture. Qui lo possiamo vedere. Quello che adesso però ci interessa di vedere sono le diverse caratteristiche che abbiamo ottenuto e la diversa risposta all'acqua. Vediamo. Ecco, qui vediamo. Here we see how Pietra LEVIGATA absorbs water,
a total breathability, which is the product characteristic. Quindi se l'assorbe vuol dire che lo butta fuori. C'è questa totale traspirabilità che è una caratteristica eccezionale di questo prodotto. Qui mettiamo... Here we use Savon. The absorbency is very limited. La risposta è diversa. Abbiamo un'assorbenza molto limitata. Con la cera With Cera, water repellency is even stronger. forte l'idrorepellenza, l'acqua casca giù più velocemente e qui abbiamo Whereas with Vetro, water runs off completely. e l'acqua cola tranquillamente. At this point, we see a different response to water. Essentially, Pietra Levigata is able to change its performance based on the protection we want to give. Una diversa risposta e una diversa caratteristica. Sempre naturalità fino a qua, qui abbiamo un'alta protezione, ma in sostanza questa Pietra Levigata, questo Segui, il tuo Istinto, è un prodotto che ha questa caratteristica di naturalità, ma ha la possibilità di farci cambiare le performance in base. This is what I wanted to tell you through this film about Giorgio Grayson and his friends' finishes. Thanks. Giorgio Grayson and Friends. Grazie.